Mi alzo perché vedo meglio alzandomi. E allora, cara amica Francesca Fregaro, dirigente storica del movimento politico Sardegna Nazione, Indipendenza, e segretaria amministrativa, così esordisce quando deve proporsi al suo elettorato. Dal fare nascono le cose si dicono facendole e si fanno dicendole. Continuando dice ancora: non è abbastanza il mio impegno per questa terra. Sono convinta che il momento è quello giusto per dare forti segnali di cambiamento che vedano i sardi protagonisti del proprio destino. Ecco a voi Francesca Fregaro. Allora, intanto buonasera a tutti. Il mio grazie va inizialmente all'organizzazione che anche quest'anno ha voluto onorare Sardegna Nazione invitandola a questo evento di notevole importanza storica, la giornata appunto del Vespro siciliano, che ha contribuito nello scenario temporale al processo di liberazione dei popoli oppressi. Un fraterno saluto agli amici che rappresentano le delegazioni qua presenti e un saluto ai presenti in sala. Il mio discorso sarà frutto di una elaborazione scaturita in sede di Consiglio nazionale. Inizierò con un breve accenno alla storia di Sardegna Nazione, giusto per introdurre quello che sarà il nostro contributo al tema del convegno. Sardegna Nazione è un movimento politico indipendentista, impegnato in una lotta di liberazione nazionale della propria patria. La Sardegna. Sardegna Nazione è impegnata anche nella lotta contro ogni forma di imperialismo, contro le discriminazioni razziali e di qualunque tipo. La nostra è una lotta di liberazione nazionale, libera da gabbie ideologiche, in sintonia con la lotta per i diritti individuali e di classe degli oppressi, degli sfruttati e delle vittime del sistema capitalistico, che si propone di chiamare e coinvolgere tutta la nazione sarda senza distinzioni di classe o di fede politica. L'indipendentismo non è contenibile in un'ideologia politica da mettere in alternativa al comunismo, al socialismo, alla socialdemocrazia o altre forme di organizzazione sociale che un popolo si può autonomamente dare. Esso non è un sottoinsieme né della sinistra, né del centro né della destra, e non è neanche ad esse complementare, è piuttosto il loro insieme universo e le contiene pienamente tutte. Sardegna Nazione ha una sua motivazione ed una sua storia. Nasce da una maturazione politica ed organizzativa compiuta dal nazionalismo sardo. Negli anni 70 alcuni circoli nazionalisti, non riconoscendosi nella fallimentare politica autonomistica del Partito Sardo d'Azione, diedero vita a dei movimenti non ancora chiaramente indipendentisti, ma schierati tutti per l'autodeterminazione del popolo sardo. Il più importante di questi movimenti fu Subopolo Sardo, che con lo slogan Sardegna uguale colonia iniziò la sua lotta per l'autodeterminazione economica, culturale e sociale del popolo sardo. Negli anni '80 i nazionalisti sardi si resero conto che bisognava superare l'indeterminatezza del concetto di autodeterminazione e rivendicare con forza e chiarezza l'indipendenza della nazione sarda. Chiusa l'esperienza del Subopolo Sardo, parte del quale confluì nel Bisdaz, Angelo Caria, ex leader del Subopolo Sardo, fondò il Partito Sardo Indipendentista. Il Partito Sardo Indipendentista, costituito da patrioti che hanno giurato fedeltà alla patria sarda, volendo costruire una casa comune per tutti i nazionalisti sardi, superando la distinzione tra destra, sinistra e centro,
insieme ad altri movimenti salvisti, federalisti e nazionalisti, ha dato vita alla meravigliosa esperienza di Sardinia Nazione Indipendenza. Sardinia Nazione non è un partito e forse neanche un semplice movimento politico, è qualcosa di nuovo che non può essere facilmente etichettata in senso tradizionale. Al suo interno vi sono diverse anime politiche, tutte ugualmente preziose, perché stimolano il dibattito interno e sono saldamente unite dalla comune rivendicazione nazionalista sarda. Siamo presenti in questo importante evento dei Verdi siciliani perché riteniamo che la nostra lotta sia la stessa che altre nazioni oppresse come la nostra stanno conducendo all'interno dei rispettivi stati, nazione e dell'Europa. Siamo dei nazionalisti libertari, abbiamo la certezza che il riscatto del nostro popolo e di tutti i popoli oppressi passi per l'indipendenza. Per un indipendentista sardo di oggi, il nazionalismo libertario è la più alta applicazione delle idee di libertà, di uguaglianza, di fratellanza, non solo tra individui, ma tra popoli e nazioni, espresse e non espresse, in stati indipendenti. La costruzione di un nuovo modello di aggregazione tra popoli, basato sui principi del nostro nazionalismo e sul rispetto dei diritti individuali e sociali, è dunque la nostra aspirazione e per ora la nostra utopia. Il nazionalismo indipendentista è il nuovo spettro che si aggira per l'Europa e per il mondo. È l'anelito di libertà dei popoli oppressi delle nazioni proletarie, che non vogliono impinguare il capitale degli Stati-nazione e vogliono avere con essi e con le altre nazioni un rapporto paritario e di reciproca dipendenza. Lo spettro dell'indipendenza non deve far paura al popolo sardo, a quello siciliano, a quello basco, a quello catalano o corso. Non è uno spettro foriero di isolamento e miseria, ma è piuttosto di apertura e di prosperità. L'indipendenza che noi vogliamo non è separatismo, né autarchia, né isolazionismo, è piuttosto il rifiuto di un rapporto di dipendenza unilaterale e di un separatismo imposto che ci impedisce di entrare nella democrazia dell'indipendenza tra popoli. Il nostro indipendentismo è un meraviglioso assurdo logico. È la sommatoria delle dipendenze che si ottiene aggiungendo la nostra dipendenza dall'Italia a quella della Francia, dalla Germania, dalla Turchia e da tutti gli stati del mondo, ed è il contrario del separatismo e dell'isolazionismo. È la volontà di portare il popolo sardo ad avere un rapporto paritario con tutti gli altri popoli. In tutto ciò non c'è né massimalismo né avventurismo, ci sono invece i presupposti fondanti per l'unico modello di interrelazione tra i popoli che permette di sostituire lo scontro con il confronto. Per uscire dalla sfera dell'utopia, costruire il concreto, bisogna determinare strategie, alleanze e riferimenti necessari per condurre la lotta di liberazione nazionale e sociale della nazione sarda e di tutte le nazioni oppresse. Una lotta che non può essere condotta solo dall'interno, è contro gli Stati-nazione che ci tengono in sudditanza, ma che deve trovare le occasioni e i modi per concretizzarsi in un fronte unico, almeno a livello europeo. Questa di oggi è una di quelle occasioni. Siamo chiamati a rapportare l'indipendentismo con l'Europa del XXI secolo. L'Europa di oggi, che non è l'Europa che vogliamo, ma non è neanche un'istituzione da distruggere, ma piuttosto da cambiare. È un'occasione forse l'unica, che dà speranza al diritto dei nostri popoli di avere una loro soggettività politica e di autodeterminazione. Bisogna prendere atto che rispetto al 1848 oggi c'è una novità concreta, cioè esiste l'Europa. Le differenze, le arroganze, gli interessi, le rivendicazioni territoriali che nell'ambito europeo si risolvevano spargendo sangue e dissipando risorse nei campi di battaglia, oggi si risolvono attorno a un tavolo di trattative e di confronto sovra confini dei singoli stati,
ma interconfini della condivisione, l'Europa. In quella dimensione gli scontri tra stati sono diventate questioni politiche da risolversi attorno a un tavolo. Perché non portare la rivendicazione delle nazioni senza Stato europee nella stessa dimensione? Anche se non si tratta di una contrattazione tra stati, è comunque ad essa assimilabile e anch'essa una questione politica da mettere sullo stesso tavolo, da portare fuori dalla dimensione confini dello Stato-nazione e portarla nella dimensione sovraconfini d'Europa. Difficilmente gli Stati-nazione membri della Comunità Europea o in procinto di esserlo saranno propensi a cedere alle pressioni anche armate, esercitate dalle lotte di liberazione nazionali delle nazioni senza Stato. Anche avendo costi umani e finanziari non indifferenti per non apparire deboli e non perdere, oltre che gli interessi coloniali, anche la faccia nei confronti degli altri Stati-nazione, continueranno ad imporre la sudditanza ai nostri popoli. Dentro i confini dello Stato la lotta è impari. La nazione oppressa può contare quasi unicamente sulla forza politica del suo popolo e solo in alcuni casi può godere dei favori dell'opinione pubblica regionale o in qualche caso anche mondiale, vedi Palestina, Cecenia, Tibet e Kurdistan. Lo Stato invece basa la sua forza sull'esercito e sulla polizia, sulle istituzioni, sulla Chiesa, sulle leggi, sui mezzi di informazione, sui sindacati e i partiti italiani, sugli accordi interstatali, erroneamente chiamati internazionali, ed anche sulla cosiddetta borghesia comporadora, che è composta dai sardi che intermediano il colonialismo, ne ottengono prebende e privilegi, ed oggi anche nel collaborazionismo sempre più marcato dei partiti sardi. Le nazioni cui appartengono le organizzazioni presenti in questa conferenza e tutte le altre che ci sono in Europa sono una rilevante parte dei cittadini d'Europa. Uniti abbiamo dunque un forte potere contrattuale nei confronti dell'Europa e dunque anche nei confronti dei cosiddetti Stati membri. Solo noi uniti siamo in grado di mettere sul piatto della bilancia contrattuale europea il ridimensionamento o l'eliminazione dei vari conflitti, anche armati, a cui vanno incontro molti degli attuali Stati membri. Solo noi uniti siamo in grado di mettere sul piatto della bilancia contrattuale europea il ridimensionamento o l'eliminazione dei vari conflitti, anche armati. Le nostre questioni nazionali sono questioni politiche e politicamente vanno risolte. Gli Stati-nazione che ci tengono in sudditanza devono riconoscere l'esistenza e la soggettività delle nostre nazioni. Devono riconoscere che la loro presenza nei nostri territori nazionali è una chiara dominazione coloniale e dunque un nostro sacrosanto diritto all'autodeterminazione. All'autodeterminazione intesa come assoluta indipendenza. Qualsiasi altra significanza sarebbe una semplice riverniciatura della dipendenza. Dobbiamo essere nelle condizioni di accettare o rifiutare qualsiasi rapporto di tipo economico e politico con altri stati, singoli o aggregati, anche di rifiutare l'appartenenza alla comunità europea. Preso atto di quanto detto, ne consegue l'assoluta necessità di porre in atto un processo comune a tutte le nazioni senza Stato, formare un fronte unico di contrattazione indisponibile ad accettare soluzioni minimali che ripropongono forme simili alle cosiddette autonomie speciali o meno, o federalismi calati dall'alto. Qualsiasi forma di rapporto con gli Stati o con l'Europa dovrà essere alla pari, dovrà avere come presupposto la piena soggettività politica dei contraenti. Certo, siamo consapevoli che questa Europa non è l'Europa dei popoli, ma degli Stati, ma crediamo che se vorrà continuare ad esistere dovrà per forza mettere sul suo tavolo le nostre questioni nazionali. La dichiarazione di indipendenza catalana fatta dal governo Puigdemont, la possibile uscita dalla Scozia dal Regno Unito, ha posto già con forza il problema ed ancora di più lo hanno posto la questione palestinese e quella del Donbass, conteso tra piccoli e grandi imperialismi.
Queste due ultime questioni hanno fatto capire a tutto il mondo quanto sia pericoloso legare la libertà ai popoli e cercare di cancellarli o fagocitarli. Hanno fatto capire a tutti che i popoli oppressi non sventoleranno mai una bandiera bianca di resa o di rinuncia ad esistere, ma continueranno a riconoscersi nei loro colori finché non riusciranno ad unirli nella tavolozza di colori liberi con i quali dipingere il mondo. Dicevamo che questa dei Vespri siciliani è un'occasione per costruire case comuni delle nazioni senza Stato, che speriamo sia di ausilio e di collaborazione con l'impegno in tal senso degli indipendentisti corsi che con le riunioni internazionali di corti hanno creato il più grande e profondo spazio politico di confronto e di cultura politica nell'ambito delle nazioni senza Stato. Colgo l'occasione per ringraziare Pietro Antonio, tutta la Corsica libera e adesso anche Nazione, per l'onore che danno a noi di Sardegna Nazione di partecipare ogni anno alle giornate. Ecco dunque l'importanza di una casa comune delle nazioni senza Stato, ma altrettanto importante riteniamo sia costruire case comuni dei partiti politici endogeni per essere credibili e delegabili dai nostri popoli e togliere il governo dei nostri territori ai partiti esogeni e ai collaborazionisti sardi. Il nostro progetto è la Casa Comune dei Sardi, quella pensata da Angelo Caria, che ne metteva le fondamenta con queste parole. Questa consapevolezza che proprio nell'autogoverno stanno le risorse e i problemi ci portò a definire il progetto della Casa Comune dei Sardi. Si trattava di superare inutili steccati per ricostruire l'unità del nostro popolo, che il colonialismo aveva disgregato. E aggiungeva, vi è ancora una grande base sociale che attende di scendere in campo. Essa è formata da quei sardi che aspettano il partito che non c'è. Un partito che non c'è, ma pure è vivo in tutte le vicende sarde. Un partito al quale si rivolgono per esorcizzarlo ogni giorno i partiti italiani. Lo accarezzano, lo imboniscono, lo adescano perché non scende in campo. Gli raccontano la bella fiaba dell'unità dei parlamentari sardi e dell'infinita avvertenza sardegna, la favola del voto di sovranità e dell'autonomia non realizzata. Gli narrano storie perché resti bambino e non si svegli dai suoi sogni infantili. Sembrava che sull'indipendentismo sardo le carezze dei partiti coloni tricolori che hanno costituito il loro kibbutz in Sardegna stiano avendo il loro effetto e ci sia un'evidente involuzione dell'indipendentismo verso l'autonomismo, verso la rivendicazione autonomistica non realizzata, un ritorno al sadismo autonomistico e meridionalistico pre-Simon Mossa, da questione nazionale sarda a questione sarda, da un contesto di dominazione di uno Stato, di una nazione, a quello di discriminazione all'interno di un unico contesto sardo-nazionale, quello italiano. Che sia questo il nuovo indipendentismo, l'indipendentismo che hanno chiamato moderno, che non ci siano più le ragioni dell'indipendentismo, che l'obiettivo dell'indipendentismo moderno non sia quello dell'indipendenza, ma quello di una sudditanza mediata ad un contratto autonomistico dentro il contesto italiano? Non lo sappiamo. Quello che è certo è che noi di Sardegna Nazione siamo indipendentisti e per noi non è compatibile qualunque tipo di alleanza o collaborazione con i partiti coloni italiani. È per questo che in occasione delle ultime elezioni regionali siamo usciti dalla coalizione del Renato Sud. Siamo usciti perché su 9 partiti o movimenti che la componevano, 4 partiti erano italiani, 2 sardi unionisti e 3 indipendentisti. Ma è il momento della riflessione e preferiamo, come abbiamo già detto in altre occasioni, attendere in riva al fiume dell'indipendentismo, attendere le navicelle degli indipendentisti che hanno perso la rotta, con la speranza che la ritrovino e tornino indietro per risvegliare la speranza di libertà del popolo sardo e di sovranità sul proprio territorio e sulla propria storia. Forza, paris plus indipendenza,
Animus tu Dominus, levianato in canti Sicilia libertà, escattasuna Euskadi, visca Catalunya liure, e viva Corsica nazione, e viva Corsica libera. Grazie Francisca Pegao.